Buongiorno e benvenuti, bentrovati alla rassegna stampa di oggi mercoledì 13 maggio. Partiamo dando uno sguardo alle testate nazionali, aperture dedicate alla visita di Trump in Cina, quindi questo scambio con Xi Jinping e poi alla minaccia nucleare dell'Iran e poi molte pagine al delitto di Garlasco. Ma partiamo appunto da Repubblica, vedete in apertura la minaccia nucleare dell'Iran, se riparte la guerra dicono lavoreremo all'atomica, intanto Trump vola in Cina per l'incontro con Xi, amici ma non abbiamo bisogno di loro, precisa il presidente americano. E poi di spalla vediamo il primo ministro britannico, raffica di dimissioni nel governo, Starmer in bilico ma vado avanti. E poi naturalmente c'è il caso dell'antivirus, quarantena a Milano, il caso del paziente inglese, anche se non lo troviamo sui giornali, notizia dell'ultima ora, tutti i pazienti sospetti sono invece risultati negativi. Corriere della Sera, anche qui Trump da Xi, minaccia di Teheran sul nucleare, piano italiano per la missione navale a Hormuz, virus, controlli e nuovi contagi, tutti i risultati negativi, anche questo caso messinese. E poi il giro a Prodi in Calabria, la quarta tappa a Narvese, Ciccone in maglia rosa è la prima per l'Italia. Sulla Stampa, Iran minaccia nucleare, Xi Trump prova di forza, Teheran dice se ha attaccati uranio al 90%, mentre invece di spalla troviamo il caso dei centri per migranti in Albania, basta CPR italiani, Meloni irritata dietro fronte del presidente Rama. Andiamo ancora avanti, entriamo nel dettaglio di questo viaggio oltreoceano di Trump, il mondo in bilico. Trump, Xi, Pechino blindate, il G2, tra questi due esponenti, tra questi due capi di Stato, tra business e sospetti. Il presidente vola in Cina per un summit ad alta tensione, non ci serve aiuto sull'Iran, dice ufficialmente, cuore della missione è il commercio, ma pesa l'ombra delle armi americane vendute a Taiwan, che la Cina cerca di riprendere nel suo territorio. Il dragone mostra il laboratorio dei chip, vediamo più in basso, non avremo più bisogno dell'America. Cosa è successo? Che alla vigilia del viaggio la televisione di Stato cinese ha mandato in onda un servizio sugli stabilimenti segreti della Huawei, che è una delle principali. Il presidente domani incontrerà i leader della Repubblica Popolare, scrive Repubblica, non ci serve una mano su Teheran, eppure con l'inflazione al 3,8% ha fretta di chiudere la crisi, si teme uno scambio con Taiwan o la ripresa dei raid per piegare gli ayatollah, noi i più forti di tutti. Oggi pomeriggio è previsto l'arrivo del presidente a Pechino, domani il faccia a faccia e poi prima della partenza prevista venerdì i due si vedranno anche per un tè e un pranzo. L'analisi è che Donald cerca l'uscita dalla guerra ma la Cina difficilmente lo aiuterà. Questo conflitto, dice l'analista Gregory Goss, è stato un'improvvisazione sin dal primo giorno, senza piani né obiettivi chiari, il cambio di regime è fallito e adesso si può solo provare di riaprire lo stretto, forse è l'unica mossa su cui i due leader si troveranno d'accordo. Armi, terre rare, ricerca, siamo ancora su questa visita, ecco come il dragone tiene testa a Washington, dall'autosufficienza militare a quella tecnologica, i cinesi oggi si sentono in vantaggio. Su Hormuz, lo stretto, questo collo di bottiglia da cui passa la gran parte del traffico delle petroliere, ci sarebbe il no condiviso ai pedaggi. Dicevamo appunto su questo sono d'accordo. Ma la Stampa ci ricorda che quello di Xi Jinping è un Giano bifronte, da una parte leader avanzato nella tecnologia, nel commercio, nell'industria, fabbrica a basso costo, diciamo la manodopera del mondo, l'industria manifatturiera più importante del mondo, fabbrica a basso costo, a superpotenza tecnologica, la Cina di Xi Jinping corre, ma diritti umani e libertà civili ne pagano il prezzo. In questa infografica vediamo alcuni dati importanti, intanto quello sulle bombe atomiche. Vedete, gli Stati Uniti ne hanno ben 5.000, la Cina ne ha 600.
E poi, a parte il numero degli abitanti che sono 1,5 miliardi, lo vediamo qua, i laureati sono tantissimi, quasi 13 milioni. E questo anche questo è un elemento di potenza della Cina. Torniamo allo scenario invece del Medio Oriente e della guerra. Teheran non si fida dell'America, se ci colpisce minacciano, creiamo l'atomica. I Pasdaran alzano il tiro, chiunque metterà il piede sul nostro territorio subirà gravi danni. Netanyahu e il tycoon, quindi il presidente israeliano e Trump, hanno ripreso a parlare della missione giudicata quasi impossibile, la base segreta in Iraq e le armi in campo, perché non è ufficiale, i piani segreti però parlano di una voglia di blitz in Iran e sull'uranio. USA e Israele preparano una mossa, quindi bellica, di guerra, per chiudere con una vittoria. Da qui appunto la minaccia. Poi c'è l'altro scenario non più europeo, perché sapete che dopo la Brexit il Regno Unito non fa più parte dell'Europa, quantomeno politica, e sta vivendo un periodo molto agitato politicamente, dimissioni nel governo, il tema all'ordine del giorno, ma Starmer, che il premier resiste, non me ne vado. Da parte del Labour parte una spallata, ma senza un'intesa sul sostituto. Downing Street, sede del premier, si ricompatta e lancia la sfida. Il paese non può permettersi un'altra crisi. E dall'altra invece Putin tenta l'operazione simpatie. Il capo del Cremlino in difficoltà cosa organizza? Incontra l'anziana insegnante a favore di telecamere e le regala un mazzo di fiori. Questo è il siparietto fra Putin e la sua vecchia insegnante. Secondo gli osservatori, dietro questa scena c'è che cresce nella popolazione russa l'insoddisfazione per le conseguenze economiche e militari della guerra e anche le restrizioni a internet decise appunto da Putin. Veniamo adesso a questo allarme sull'antivirus. 10 infettati, Milano in quarantena, una turista inglese. Qui vediamo il viaggio del virus esploso a bordo di questa nave da crociera battente bandiera dei Paesi Bassi. C'è stata una vittima a bordo, una terza vittima e poi dei casi di contagio sospetti, ma vi dicevo, questa è notizia dell'ultima ora che i giornali non possono avere, tutti questi test inviati allo Spallanzani per l'analisi hanno rivelato che sono tutti negativi e quindi diciamo è una buona notizia per quanto riguarda la diffusione del virus. Ma devo dire che anche il primo caso, questo 25enne che si trovava a bordo dell'aereo accanto alla vittima, dice: io considerato primo malato d'Italia per un equivoco, senza tosse, sto bene, oggi farò gli esami. E d'altra parte anche il ministro Schillaci è stato molto rassicurante sin dall'inizio. Per l'Italia il rischio è molto basso, ma noi siamo pronti. Il sistema di risposta c'è e funziona, lo sta dimostrando, e la principale differenza è questa, che il coronavirus si trasmetteva rapidamente da persona a persona ed era sconosciuto. Questo, l'antivirus, invece è noto da decenni e richiede una risposta calibrata e misurata. E poi parlavamo della vicenda dei CPR, i centri di accoglienza per i migranti italiani ma decentrati in Albania. Dubbi di Tirana sui CPR, non rinnoviamo il patto, ma poi Melone sente Rama, che è il presidente, e insomma c'è stata una sorta di mezzo passo indietro, ancora tutto da vedere. Veniamo adesso al delitto che divide l'Italia da 19 anni, il delitto di Garlasco. Con l'apertura delle indagini sul nuovo indagato Andrea Sempio si ripercorrono tutti gli elementi già raccolti, ce ne sono di nuovi. In questo caso per esempio il Corriere sente le amiche, le compagne della ragazza. La vicina di casa dice: è plausibile che avesse dei video intimi girati con Stasi, erano molto innamorati, perché secondo la procura di Pavia uno dei moventi potrebbe essere stato proprio un video intimo di Chiara con Alberto che sarebbe finito nelle mani di Andrea Sempio, e dice quindi è plausibile che l'abbiano girato, così come è plausibile che sia entrato nelle mani di Sempio perché lei
lei si diceva seccata per il fatto che gli amici del fratello entravano in camera sua, dove c'era appunto questo computer che poteva contenere questo video. Per il resto le amiche che la conoscevano bene dicono che era molto innamorata, tra loro non c'erano particolari problemi. E poi si lamentava appunto che gli amici andavano a giocare nella sua casa, nella sua camera. Non a caso sul luogo del delitto, ecco le prove che portano a Sempio, tante le piste escluse dalla procura tra tracce di DNA e intercettazioni, perché il commesso di Voghera, per l'appunto Andrea Sempio, è rimasto l'unico indagato. Ricordiamo che Alberto Stasi sta scontando ancora la condanna per questo delitto. Sempio in auto, sono preoccupato, agli atti delle indagini c'è anche l'intercettazione di questo soliloquio fatto da Andrea Sempio che borbotta fra sé e dice delle cose fra cui appunto sono preoccupato, ma anche diciamo, alcuni riferimenti alla mattina del delitto, all'orario, che vengono interpretati in vario modo, e in queste intercettazioni è finita anche la madre che si pentì per lo scontrino del parcheggio, considerato prova dell'alibi di Andrea Sempio, che però in realtà avrebbe ritirato la mamma, e dice: è colpa mia, gli ho detto io di tenere lo scontrino, e il papà dice: il ragazzo era a casa, lo sai anche tu, perché se lei l'hanno ammazzata a quell'orario lui era a casa. Inoltre se la madre vigevano in auto, Sempio non poteva essere fuori Garlasco dato che la famiglia aveva una sola macchina. Anche questo, come quello per Alberto Stasi, è un processo, è un'indagine indiziaria. Veniamo adesso ad un altro gravissimo fatto di sangue. Difende una collega molestata, accoltellato al cuore, è grave. È successo a Prato, il cameriere di un ristorante aggredito da due giovani che poi vanno al bar. Uno dei fermati ha 15 anni, come è minorenne anche i membri della gang che hanno accoltellato a morte questo ragazzo Bakary Saso, ucciso a Taranto, e pare esclusivamente per questioni di razzismo, quindi di colore. E poi c'è questa notizia che riguarda Meta, quindi Facebook. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea sancisce che deve pagare gli editori quando estrapola e utilizza dei contenuti. La Corte dà ragione all'Agcom. Siamo in chiusura, c'è questa notizia: Lufthansa si prende ITA, saliremo al 90% a giugno. La guerra in Medio Oriente, con il suo carico di incertezze che pesa anche sui voli, non cambia i piani del gruppo. Lufthansa, il gigante tedesco, eserciterà subito il diritto di passare dall'attuale 41 al 90% di ITA Airways, quindi la nostra compagnia ormai ex di bandiera diventerà a tutti gli effetti tedesca. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco per dare un'occhiata alla informazione regionale. Bentrovati alla seconda parte della rassegna stampa di oggi, mercoledì 13 maggio, dedicata all'informazione regionale. Partiamo dunque dal sito Sicilia Web con gli ultimi aggiornamenti che riguardano fra l'altro l'antavirus. Caso sospetto a Messina, lo troveremo anche sulle prime pagine dei giornali, ma la turista è negativa. Nessun positivo anche tra gli altri possibili conteggiati in isolamento in Italia. E poi vediamo questa foto notizia che ritrae la piccola Alessia, non ce l'ha fatta, piange tutta la città, la vediamo rappresentata come un angioletto con le ali perché la bambina si è arresa a un tumore, il suo caso aveva commosso Palermo, per lei anche uno striscione al Massimino. Era una giovanissima tifosa del Palermo, soprannominata la guerriera, si è spenta la notte di martedì, le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime settimane. Alessia aveva 8 anni e pensate dal 2021 affrontava un tumore molto aggressivo che non le ha lasciato respiro. Il percorso terapeutico è stato durissimo, tra chirurgia, chemioterapia, autotrapianto di midollo e radioterapia, e la sua storia aveva toccato il cuore di tutta la città. Arrivata anche al Palermo, con questa squadra la piccola aveva stretto un bellissimo rapporto anche con il vice capitano ed era molto legata
a tutta la dimensione rosanero. E poi c'è la classifica dei governatori. Schifani stabile, non si muove, sempre ultimo in questa classifica di gradimento dei presidenti di regione, con un poco lusinghiero 25% di consensi. In testa c'è invece Fedriga del Friuli Venezia Giulia con il 65%, seguito dal Veneto Stefani al 58%, al terzo posto Chiuto con il 50%, poi De Caro, Fico e Cedare. Insomma, lui non si scuote, insomma, dall'ultimo posto. E poi ancora questa notizia che però troveremo anche sui giornali. Allora torniamo alle prime pagine dei quotidiani regionali con Repubblica Palermo, nuove misure contro la violenza, stretta allo Zen e a Sferracavallo, il prefetto rafforza la vigilanza nei 2 quartieri, ci saranno più pattuglie anche nelle ore notturne, PD e Movimento 5 Stelle chiedono a Piantedosi di riferire alla Camera. E poi c'è questa vicenda sul mini rimborso di Galvagno e il paradosso se la parte civile sta con l'imputato. Perché cosa è successo? L'ARS, di cui Galvagno è presidente, si è costituita parte civile nel processo che vede imputato il presidente Galvagno per una serie di reati, fra cui il peculato legato ad un uso spregiudicato dell'auto blu. Ma caso unico è una parte civile che ha subito sposato la tesi della difesa, non quello dell'accusa, per cui mentre per la procura il danno ammonta a oltre 36.000 euro, per l'Avvocatura dello Stato il danno sarebbe di appena 215 euro, insomma una differenza non da poco. E poi qua monopattini, corsa alla targa, ma la rivoluzione è in ritardo, lo vedremo meglio tra poco. Vediamo la prima pagina della Sicilia con la tragedia di Suor Nadir, suora eroina che salva le consorelle, muore annegata sul lungomare alla playa di Catania. L'incidente è avvenuto a Vaccarizzo in una passeggiata in spiaggia. Continua a guidarci dal cielo, dicono diciamo le sue consorelle. Antivirus allerta in Sicilia, ma il test sulla turista è negativo. Assunzioni preelettorali, l'assemblea è spaccata, questa è la prima pagina del giornale di Sicilia. Finiamo con la Gazzetta del Sud, caso sospetto che rientra a Messina, la tragedia di Suor Nadir e poi il caso della cardiochirurgia pediatrica di Taormina, la settimana prossima vertice a Roma. Ma entriamo nel dettaglio del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza che si è riunito ieri a Palermo dopo la serie di sparatori e intimidazioni. Arriva una stretta sulla città violenta, sicurezza rafforzata allo Zen e a Sferracavallo. Quindi ci saranno più pattuglie nei 2 quartieri anche di notte per prevenire e contrastare ulteriori episodi di violenza. A Sferracavallo i commercianti sono stati terrorizzati da colpi di Kalashnikov e ci saranno attività di pattugliamento dinamico interforze, sesto piano per lo Zen dopo vari colpi di fucili contro vari esercizi commerciali. Cosa dice l'ex sindaco Leoluca Orlando? È terrorismo mafioso, scomparso il senso di comunità, scemata l'attenzione per i diritti in città, bande fuori controllo con miti camorristici, dice Leoluca Orlando. E questa è la stessa vicenda, ma volevo leggervi la notizia di spalle: omicidio De Luca, sedicenne fermato, resta in carcere. Pur non avendo convalidato il fermo in assenza di un concreto pericolo di fuga, il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere per il sedicenne che ha confessato di aver ucciso l'ex infermiere colpendolo con diversi colpi di un tubo di metallo. Lui racconta che avrebbe subito delle avance sessuali, evidentemente però la procura non è del tutto convinta.
Questa è sempre la vicenda dell'escalation di violenza nelle borgate di Palermo. Chi sono i cani sciolti cresciuti all'ombra dei boss? Quelli che ieri come oggi sono i giovani che scalpitano e che vogliono farsi notare dai vertici della mafia e che vengono soprannominati i cani con la barba, per questa attitudine a portare la barba. Poi vediamo il caso antivirus, il primo caso sospetto a Messina. L'Organizzazione Mondiale della Sanità parla comunque di un rischio di salute basso. Gli accertamenti su una turista argentina ricoverata per una polmonite, il test già inviato allo Spallanzani, studiamo il giornale, il test è negativo, quindi la donna ha solo per modo di dire, una polmonite. E poi la tragedia di questa suor Nadir, annegata mentre cercava di soccorrere le consorelle, effettivamente le ha salvate ma lei non ce l'ha fatta. L'incidente è avvenuto a lungomare sabbioso di Vaccarizzo, un'altra religiosa è ancora ricoverata. La vittima aveva 45 anni, tanti i messaggi di cordoglio, faceva parte del convento delle Carmelitane di San Giovanni La Punta. Andiamo avanti, si parla come ancora del ponte. Ieri c'è stata la prima riunione della società Stretto di Messina, il presidente è sempre Ciucci ed ha voluto essere presente anche il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, era presente. Si potrà avviare la fase realizzativa nell'ultimo trimestre dell'anno, è stato, come dire, delineato un cronoprogramma che prevede 7 anni e mezzo, poi il fine lavori tra il 33 e il 34, ecco i nuovi step del ponte fissati dall'amministratore delegato della Stretto di Messina Pietro Ciucci nel corso del nuovo consiglio di amministrazione della SPA sotto la presidenza di Maurizio Basile. È intervenuto, dicevamo, anche Salvini, che ha detto prosegue senza sosta il lavoro del Ministero. Oggi ho voluto confermare l'impegno e il sostegno. Pochi giorni fa il Parlamento ha convertito in legge il decreto legge commissari con il quale il governo ha ribadito con forza la volontà di realizzare l'opera, che appunto vediamo ha un suo cronoprogramma. E questa è una notizia che un po' riguarda tanti dei nostri medici di famiglia. Circolare dell'assessore alla sanità Caruso mette uno stop alle sanzioni per i medici di famiglia che non rispettano il tetto alle prescrizioni. Quant'era il tetto? Era di 9.000 euro. Per chi supera questo tetto in 3 mesi c'era una sanzione, ma adesso è stata abolita. Sono regole imposte dal Ministero per via del piano di rientro, ma dice l'assessore, penso possano esserci margini di intervento, capiremo in che modo mediare. E quindi per consentire di andare oltre. E poi misure per il caro gasolio, slitta la seduta dell'ARS per la maggioranza assente, 30 milioni per agricoltori, autotrasportatori e armatori rinviati ad oggi e quindi occhi puntati sulla seduta odierna. C'è un altro scandalo, assunzioni, scoppia la guerra, denunce e voto in bilico all'ARS, la regione manda gli ispettori al CEFPAS dopo l'esposto del PD e indaga l'antimafia. All'esame dei deputati nel pomeriggio pure l'articolo, lo dicevamo, che stanzia 30 milioni per l'aumento del carburante. Fallito il tentativo di sterilizzare la norma che blocca le chiamate negli enti e che oggi arriva in aula. C'è poi uno spiraglio per la cardiochirurgia pediatrica di Taormina, si apre, dicevamo, uno spiraglio, l'incontro è decisivo lunedì mattina tra i vertici del Policlinico di Catania, l'ASP di Messina e forse l'apertura arriva dal Bambin Gesù di Roma. Andiamo avanti, monopattini e corsa alla targa. Sabato infatti scatta l'obbligo della targa, si rischiano multe da 400 euro, il primo passo è la richiesta online, poi bisogna andare alla motorizzazione, ma tutti ci hanno pensato probabilmente all'ultimo e bisogna attendere fino a 2 settimane per averla.
E poi c'è il caso di Margaret, ricordate, la ragazza di Lentini morta durante un intervento di rinoplastica a cui si era sottoposta in uno studio di Roma. Adesso i due titolari di questo studio, Marco e Marcantonio Procopio, sono a processo. Secondo l'accusa avrebbero aspettato circa un quarto d'ora prima di contattare il 118 senza utilizzare tempestivamente strumenti salvavita, e inoltre hanno evidenziato irregolarità nella struttura sanitaria sprovvista delle necessarie autorizzazioni, struttura che lei aveva scelto, come magari fanno tanti, tra i social, per una pubblicità sui social. E poi torniamo a Catania, Teatro Massimo Bellini, via la chiusura per lavori, si attendono gli operai. Ieri il cartello, vedete, visite sospese a causa dei lavori di ristrutturazione che dureranno fino a dicembre. Quindi, l'avevamo raccontato anche noi nei nostri telegiornali, gli spettacoli saranno dirottati sul San Giorgi o sul Metropolitan. E poi qui in basso questa notizia, chiudiamo con il sorriso, c'è anche la vignetta di Totò che si vede una donna nel cofano, donna sequestrata e messa nel bagagliaio, scatta l'allarme a Caltanissetta da parte di alcune studentesse che assistono a questa scena, ma il rapitore, che viene bloccato, identificato dai carabinieri, confessa: è la mia amante. Era solo un escamotage per farla uscire dalla sua auto e non farla vedere nel palazzo in cui l'uomo vive, dove si accingevano a trascorrere alcune ore. E quindi con questa notizia ci fermiamo. Grazie per averci seguito, a tutti una buona giornata.